Buon pomeriggio, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si preparano a partire i partecipanti alla prima corsa, una prova per cavalli anziani con in salchi gli allievi. Sono in 11 a darsi battaglia sui classici 1660 metri dell'anello bolognese. All'1 Athos dei Veltri, 2 Bianco Cipriani, 3 Birbaral, 4 Vasterbo Sky High, 5 Como il Viento, 6 Giamaica Ferro, in seconda fila 7 Adelasia, 8 Bargecchia DR, 9 Barbarossa Griff, 10 Volpelli, 11 Borderline Pax. L'autostart ha preso velocità, entra in dirittura. Sono partiti con gran lotta per il comando. È veloce come il Viento, che però trova opposizione al suo interno. Provano a rientrargli Vasterbo Sky High e Bianco Cipriani. Vasterbo che prende la testa su Bianco Cipriani, a largo come il Viento. Poi ancora alla corda Athos dei Veltri con accanto Birbaral. In mezzo alla pista è rimasta per ora Giamaica Ferro. Primi 200 in 14,6 con la lotta che prosegue tra Como il Viento che attacca e Vasterbo Sky High che prova la difesa al suo interno. 400 metri in 29,2. Può rimanere davanti Vasterbo, prova a insistere Como il Viento che ha una mezza lunghezza avanti ma non riesce a convergere alla corda. Seconda pariglia per Birbaral che ha tenuto in terza ruota Giamaica Ferro, la quale retrocede cercando una posizione per non farsela tutta in terza. Terza pariglia esterna per Bargecchia DR che è accanto ad Athos dei Veltri, quindi Borderline Pax in quarta pariglia, chiuso da Giamaica Ferro per il momento. 59,7 per i primi 800 metri di corsa. Vasterbo Sky High che prosegue netto in avanti, inizia a guadagnare anche margine nei confronti di Como il Viento che è stanco per il percorso esterno. Muove Bargecchia DR che viene in mezzo alla pista. Alla corda viaggiano bene Bianco Cipriani e Athos dei Veltri. Dalle ultime posizioni prova la progressione anche Borderline Pax. Vasterbo Sky High che ora è stanco, viene attaccato con decisione da Athos dei Veltri che anticipa e manda in terza corsia Bargecchia DR. Questi due bene avanti agli altri. Poi Bianco Cipriani e Borderline Pax con Athos dei Veltri che è in vantaggio. Bargecchia DR che prova ad attaccarla al largo. Athos che entra in retta arrivo con una lunghezza da gestire su Bargecchia DR che prova a tornare. Athos dei Veltri in vantaggio su Bargecchia DR. Athos dei Veltri e Santo Ollio che vince ancora al secondo. Finisce Bargecchia DR per il terzo posto. Vasterbo Sky High si difende dall'attacco di Borderline Pax che lo costringe però alla fotografia. La vittoria per Athos dei Veltri in una corsa venuta al puntino, muove al momento giusto, tagliando fuori Bargecchia DR, questa mossa decisiva di Santo Ollio. Cosimo Palomba al training, i colori del signor Caramel Formosa. La vittoria del numero 1, Athos dei Veltri, Sant'Ollio che continua a vincere. Secondo posto per Bargecchia DR, molto stretta per il terzo con Borderline Pax che appariglia completamente Vasterbo Sky High e potrebbe anche averlo pizzicato. Bisogna andare ovviamente dal giudice d'arrivo con Borderline che potrebbe aver preso il terzo ai danni di Vasterbo Sky High. La vittoria tutta però per Athos dei Veltri, Sant'Ollio.